freddato con un colpo alla nuca quando pensavo ormai di avercela quasi fatta. La metafora di Luca De Carlo rende con precisione lo sconforto del sindaco di Calalzo. Succede quando per quasi 2 settimane si è stati virtualmente deputato di Fratelli d'Italia alla Camera, salvo poi risvegliarsi dal sogno di portare un bellunese cadorino a Roma. Questione di spostamenti, già spostamenti e non qui ma in Calabria, dove un riconteggio a ben 12 giorni dal voto ha visto spostare 4.000 voti da Forza Italia al partito di Giorgia Meloni, consentendo di acquisire un seggio. Bene per il partito, decisamente meno bene per De Carlo, visto che quel seggio calabrese di Fratelli d'Italia è andato a discapito del Veneto, togliendo il posto al sindaco. Qui intanto, per il complesso meccanismo della legge elettorale, a prendere il posto di De Carlo è il trevigiano Giuseppe Paolin, 51enne di Possagno, candidato con la Lega, che così fa l'unplan, portando a Roma 33 parlamentari veneti. Il sindaco di Calalzo non l'ha presa proprio bene nelle prime ore. Il suo annuncio su Facebook ha scatenato una catena solidale di tutti coloro che l'avevano sostenuto e anche le parole toccanti del figlio, commosso e arrabbiato. Lo stesso De Carlo oggi ammette di essere stato molto male. La parte umana è devastante, bisognerà metabolizzare, io dovrò metabolizzare per primo perché è una cosa intima, le cose umane sono cose che uno metabolizza da solo. Capisco che non è un dramma, perché i drammi sono altri. Ma c'è anche la ragione di partito da sostenere. La questione politica è che noi oggi passiamo da 0 deputati a 4, sarebbe stato bello averne 5, a me lo dite, ma passiamo a 4 deputati. Se dovessi rifare tutto, lo rifarei. C'è una sottile speranza per De Carlo legata al ricorso che in Calabria Forza Italia vuole presentare perché non convinta del riconteggio che ha portato 4.000 voti a Fratelli d'Italia. Ma lo stesso De Carlo si trova in una posizione delicata, quella di non poter certo tifare per il ricorso di un altro partito, anche se i dubbi su quanto accaduto gli restano in testa come macigni. Perché anche a me pare stranissimo che in Calabria, in un posto in Italia, per quanto lontana da qua, 4.000 voti o 3.500 voti possono spostarsi dal candidato di Forza Italia al candidato di Fratelli d'Italia. Però io sono felice che 3.500 voti in più siano stati presi da un membro del mio partito.